Buongiorno da Taglio di Po, siamo sotto il ponte della Romea, strada statale Romea, che congiunge in particolar modo Taglio di Po e Portoviro. Ci è stato segnalato che alcuni pezzi di cemento dai piloni in particolare si stanno staccando e quindi questo creerebbe problemi. Allora, a parte i rifiuti che troviamo ovunque, la cosa secondo me che fa un po' riflettere è sto pezzo di cemento col segno dei tanti ferri che si vedono esposti. Questo è un pezzo di cornicione della strada, del ponte, insomma dell'armatura del ponte che sta crollando. Adesso è caduto lì, se casca su una macchina mentre passa o su una persona, secondo me è un grosso problema, quindi una controllatina alla struttura la darei. E per saperne di più abbiamo interpellato l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Taglio di Po, Matteo Sacchetto, per capire se è in pericolo la staticità del ponte stesso e soprattutto se il Comune sta provvedendo a sistemare la cosa e mettere in sicurezza il ponte, appunto. Allora, noi abbiamo avuto la segnalazione, effettivamente ne sono arrivate diverse, abbiamo subito fatto le verifiche, la competenza è di ANAS, non è del Comune, quindi non riusciamo proprio materialmente ad intervenire, però è stata fatta una segnalazione d'urgenza immediata. È presente effettivamente delle criticità, non sappiamo però l'entità effettiva, quindi l'unica cosa che potevamo fare è segnalare l'urgenza ad ANAS, quindi è stato fatto tutto in maniera tempestiva. Sempre bene stare attenti perché effettivamente c'è uno scostamento del calcestruzzo, però insomma un minimo di attenzione fin tanto che l'intervento dovrebbe essere ovviamente celere. So che voi siete stati con i vostri tecnici. Perlomeno in questo momento criticità importanti non sono importanti, sono di stacco di qualche frammento, insomma. Però la staticità del ponte non è in pericolo, non è in pericolo. È vecchio, quindi insomma risente del tempo. Ed è, ripetiamo, compito di ANAS. Compito di ANAS, e ovviamente nel momento in cui non è competenza nostra non possiamo, anche in casi di urgenza, provvedere noi.